Ciao, benvenuti ai Vitelloni La Maddalena, un luogo sicuramente particolare e dinamico dove ogni momento può diventare un'esperienza. Vi lascio ad Andrea, il nostro barman, che vi presenterà e racconterà la fontanaccia. Ciao, buonasera, sono Andrea, il barman dei Vitelloni e stasera vi presento il cocktail La Fontanaccia dedicato a Giuseppe Garibaldi. La Fontanaccia perché era uno dei luoghi preferiti da Giuseppe Garibaldi, nel quale passava il suo tempo a coltivare, ma dopo il duro lavoro si fermava anche a meditare guardando il bellissimo arcipelago che aveva davanti a lui. Ho scelto gli ingredienti che sono il gingino di Silvio Carta con delle buone note di sapidità e di resina che vanno a richiamare comunque appunto il profumo e tutto l'odore della macchia mediterranea, il vermouth rosso Silvio Carta con delle buone note mielate e di castagno, il bitter macchia che invece all'interno contiene queste note di carciofo e anche di pompia. Carciofo perché era un prodotto coltivato in abbondanza negli orti di Giuseppe Garibaldi, la pompia perché come sappiamo è uno dei prodotti dei presidi slow food. L'ultimo ingrediente invece è l'elisir prodotto da Rugiada di Mare. Rugiada di Mare è un'azienda che produce liquori come anche l'elicriso, il mirto rosso, il mirto bianco, ma parlando di questo prodotto qua è fatto da artemisa marina e menta, un blend tra i due che lascia il palato molto piacevole ed è un prodotto appunto a chilometro zero. Tutto quello che compone questo liquore è stato raccolto interamente nell'arcipelago della Maddalena e sono 1,5 cl appunto di elisir. Poi andiamo a utilizzare il nostro bitter macchia appunto con queste note di carciofo e di pompia. Anche questo qui invece sono 3 cl di bitter, il vermouth rosso Silvio Carta, e invece 4 cl poi di gingino che penso che sia poi alla fine il sapore e il profumo che Garibaldi potesse sentire durante le sue giornate, che richiama moltissimo la macchia mediterranea, ha una buonissima sapidità, secondo me si abbina molto bene con il carciofo e la pompia. Adesso andiamo a preparare il tutto, ci raffreddiamo ancora un pochettino la nostra coppettina, anche se questo credo Garibaldi non lo potesse fare ai tempi, noi sì. Il tutto verrà adesso shakerato. È servita la nostra coppetta, un giro di double strain, casualmente il colore ricorda quello dei nostri amici garibaldini e le loro camicie rosse, garnish un pezzettino di rosmarino, vediamo un pochettino a strofinare contro il nostro bicchiere e lasciato qui. Voilà, questo è il nostro cocktail La Fontanaccia. Grazie.